Sì, buon pomeriggio da Venezia, è iniziato alle 10:30 del mattino, circa mezz'ora dopo l'orario previsto, l'interrogatorio dell'ex assessore, l'assessore dimissionario Renato Boraso del comune di Venezia, in carcere dallo scorso 16 luglio, dunque 33 giorni abbondanti all'interno del carcere circondariale di Padova. Prima di questo incontro con i sostituti procuratori che coordinano le indagini, ovvero Federica Baccaglini e Roberto Terzo. Boraso è assistito dal suo avvocato Umberto Pauro, si sa di una piccola pausa soltanto per mangiare qualche cracker, insomma un piccolo spuntino, senz'altro non una pausa lunga, per poter parlare il più possibile e quindi dare anche le sue spiegazioni a tutto quello che è avvenuto in un interrogatorio lungo e sicuramente non facile. Ci sono 11 episodi che gli vengono contestati, 11 episodi che hanno legato praticamente le accuse di corruzione, in particolare formulate dalla Procura, e Boraso deve aver trovato in queste lunghe ore di colloquio le spiegazioni circostanziate su come siano avvenuti appunto questi passaggi di somme di denaro che secondo lui appunto sono consulenze, invece secondo la Procura sono tangenti, e questa da qui la corruzione. La Guardia di Finanza aveva ricostruito un po' il tutto attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e questa è la base appunto su cui si applica l'accusa stessa. Quindi si attendono indicazioni sulla conclusione di questo interrogatorio che probabilmente andrà avanti per buona parte del pomeriggio. A voi nuovamente la linea.